Buongiorno, siamo qui oggi col comandante del NOE dei Carabinieri, il generale Maurizio Ferla, che è venuto qui a Udine per scattare una fotografia a livello ambientale della nostra regione. Certo. Com'è questa fotografia, comandante? La fotografia, sulla base di quelli che sono i parametri, i criteri canonici, è chiaramente ottima, delinea un sistema virtuoso, un sistema in grado di fagocitare, chiamiamolo così, insomma, e di concludere il ciclo dei rifiuti all'interno. Certamente ci sono anche delle situazioni che vanno costantemente monitorate, perché è una terra che ha evidentemente delle peculiarità ambientali che, con attività antropiche che vanno costantemente controllate, verificate e monitorate, ma certamente se vogliamo parlare, diciamo così, in linea generica, ecco, la possiamo definire una regione virtuosa al pari, diciamo così, di quasi tutte le regioni del nord, che sono strutturate per il ciclo dei rifiuti, a differenza di molte altre che invece difettano proprio anche delle cose basilari, cioè degli impianti. Certamente però il senso del nostro lavoro non è solamente traguardare il livello locale, perché il livello locale è sempre contingentato ed è sempre in qualche modo evidentemente condizionato da ciò che accade fuori dalla regione, quindi non solo a livello regionale ma a livello nazionale e in molti casi anche a livello internazionale, anzi determinate contingenze internazionali sono proprio quelle che ci hanno portato in questo momento a vivere una crisi emergenziale sulle plastiche e sulle gomme. Quindi anche il Friuli potrebbe essere attraversato da questi traffici internazionali? Certamente, secondo noi certamente c'è il pericolo che, essendo una regione dotata di impianti, si possa prendere diciamo così, come alibi il recapito di un certo tipo di rifiuti per il loro smaltimento qui, gli impianti chiaramente del Friuli, e poi invece come nel Piemonte o nella Lombardia o in Emilia Romagna finire stipati all'interno di un capannone. E questa è una cosa che noi purtroppo abbiamo riscontrato, stiamo riscontrando l'apertura di tratte anche verso altre regioni che prima non erano state interessate, proprio probabilmente per la pressione che abbiamo esercitato in tutto il nord Italia negli ultimi 6-7 mesi, con sequestri quasi quotidiani di capannoni industriali con 400, anche 500 tonnellate di rifiuti. E quindi chiaramente bisogna mantenere alta la guardia, perché qualche segnale lo abbiamo avuto, certamente si concretizzerà nei prossimi giorni anche con diciamo così, riscontri materiali, ma l'importante è che tutti ci diano sostanzialmente un aiuto, nel senso che anche vedere da parte dei cittadini dei movimenti di automezzi che si avviano verso aree industriali più o meno oggi popolate, abbandonate, spopolate ed abbandonate, ecco già una segnalazione, come in altre parti del territorio nazionale è accaduto di questo tipo, ci ha portato chiaramente al sequestro e alla denuncia dei responsabili di questi traffici. Insomma. Comandante, ci sono stati anche qui in Friuli gli incendi dolosi di capannoni o di altri luoghi? Ha detto che in Veneto ci sono stati 27 casi, in Friuli ancora credo che non ce ne siano stati a memoria, tra virgolette, e questo chiaramente è anche un buon segno, però non possiamo escludere a prioristicamente che qualche organizzazione ritenga non più sicura alcune parti del nord e che cerchi altri sfoghi, diciamo. Il problema c'è, è grosso, perché la chiusura del mercato cinese e del sud-est asiatico ha imposto... Dopo una volta si andavano a smaltire le plastiche, spiegava prima. Esatto, le plastiche e le gomme soprattutto, ha imposto chiaramente a chi ha intenzione di non fare uno smaltimento corretto dei rifiuti di cercare delle soluzioni, e queste soluzioni sono state trovate evidentemente in questo modo, tra virgolette, non completamente rituale, con grande rischio, perché se il capannone poi viene scoperto oppure questi malavitosi hanno percezione di avere addosso i nostri uomini, rischiano chiaramente un incendio con la produzione di diossine, con la produzione di un inquinamento atmosferico, a volte anche in considerazione del contenuto di questi materiali di vaste proporzioni e anche molto inquinante. Grazie comandante. A lei. Buongiorno.